io sposo in toto e sono anche rimasta abbastanza colpita dall'uscita del sindaco di Treviso, che non è certo della mia parte, essendo io come noto del PD, che ha detto intanto accoglienza diffusa, e il sindaco Mario Conte è anche presidente dell'ANCI Veneto. Accoglienza diffusa, ha sposato la posizione di Giordani, che in questi giorni sta appunto accogliendo le persone, l'accoglienza diffusa dicendo non possono essere tutti a Treviso, dove c'è la caserma di Dossonna, o a Oderzo, dove c'è l'altra caserma che ospita, ma devono essere spalmati. Per cui chiudo facilmente dicendo mi aspetto che il sindaco di Spresiano accolga almeno 20-30 Ecco. immigrati. Se mi chiedeste hai una palestra per, vi direi assolutamente no, ma non perché io ce l'abbia in particolar modo con i migranti o con chi ha bisogno, attenzione perché poi anche lì si aprono varie parentesi, no? Ci sarebbe da vedere effettivamente chi è rifugiato o chi invece fa un po' più il furbo, diciamo, ma non è questo l'argomento. È chiaro che va gestita, è vero che sono aumentati, è vero anche che una volta c'era chi adesso parla di migranti ogni giorno che diceva ma perché gli altri parlano sempre di migranti, e quindi i ruoli si sono un po' invertiti, ed è vero anche comunque che la grande assente da tutto questo problema rimane sempre l'Europa. Integrazione è la parola d'ordine, altra questione più che mai dibattuta. Io quando parlo di integrazione di gente che è venuta qua per lavorare e per darsi da fare, quindi attenzione. Sono Però alcuni di loro si potrebbero recuperare, magari sono giovani, hanno 20 anni, guarda, hai gli parlato insegniamo a fare i muratori, alcuni magari. di loro, bravissima, alcuni di Facciamo loro, però. non tutti. Per ora nella Marca è stato detto la situazione è sotto controllo. Sotto controllo fino a un certo punto, adesso vediamo quanti ne arrivano. Io comunque mi riappello a quello che ha detto il sindaco, che non è, ripeto, della mia parte, che dice accoglienza diffusa, quindi tutti i comuni 95 si accolgano alcune persone. Sindaco... Compreso Spresiano. Sì, e io invece, anch'io mi accodo invece a quanto detto da Christian adesso, che il 27 agosto scade il bando per pubblici e privati, quindi invito anche Antonella a partecipare al bando come privata e magari a prenderne un paio a casa anche lei. Se oggi la prefettura chiamasse e dicesse a Spresiano vi prendete qualche richiedente d'asilo? Guarda, mi spiace perché abbiamo chiuso gli uffici da poco e quindi non trova nessuno, probabilmente non trova nessuno. È un no contro Mario Conte. Io non rispondo, ma io non devo nulla a nessuno, quindi non è un no contro Mario Conte, è un no oggettivo dato dal fatto che non ho disponibilità di spazio.